Sono un vero e proprio pericolo per la sicurezza pubblica i bed and breakfast abusivi. Un fenomeno che sta letteralmente esplodendo in città, ma in genere in tutta la Marca, sull'onda crescente del turismo legato alle città d'arte ed ora alle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Per questo da tempo la Polizia Municipale di Treviso ha dichiarato una lotta senza quartiere all'accoglienza abusiva e l'ultimo episodio scoperto è dei giorni scorsi in piena strada Ovest. 2.000 euro di multa e attività chiusa. Le tracce però sono state lasciate nei siti professionali dove vengono pubblicizzate queste attività ricettive. Tramite questi canali siamo riusciti a reperire i nomi e le mail di alcuni clienti. Questi clienti sono stati poi contattati da noi e hanno confermato di aver soggiornato presso queste attività. E non occorre andare tanto lontano, come racconta l'artista Beppe Mora. Lei mi parla di strada Ovest, se vuole qua davanti gli dico che vabbè, non le dico nulla, ma insomma glielo metto come pulce all'orecchio. Siamo in piazzale Burchiellati, lui disegna, sua moglie gestisce un bed and breakfast a ridosso Porta San Tommaso, loro ovviamente fanno tutto in regola. Ci sono almeno 400 posti letto di gente che non viene identificata, che non paga tassa di soggiorno, dunque noi non sappiamo chi passa qua dentro. Non si trovano più appartamenti di una fascia diciamo medio-bassa, perché tutto viene dato come affitto turistico. Dunque questa è una piaga, io parlo di piaga. Un pericolo pubblico quindi l'accoglienza abusiva, ma anche un danno per il turismo che rischia di essere penalizzato da servizi scadenti in strutture non idonee. Per questo, sempre dalla Polizia Municipale, parte l'iniziativa di un portale dedicato. Un canale privilegiato per i clienti e per quelle persone che in qualche modo possono segnalare queste attività abusive. Dobbiamo pensare a questi ospiti non come gente che ha bisogno di dormire, come gente che viene qui e proprio perché è ospiti vuole scoprire il territorio, le eccellenze, le tradizioni, l'arte e la cultura che noi abbiamo. E noi dobbiamo essere i primi ambasciatori di questo territorio e questo lo si fa con professionalità, non con improvvisazione.